Abbiamo un R-Conti che è salito, che inevitabilmente è salito alla luce del fatto che comunque le relazioni sociali e anche le buone temperature portano, diciamo, maggiormente alla creazione di assembramenti e, non ultimo, anzi lo metterei per primo, la presenza delle scuole aperte. Questa è la fotografia di inizio marzo scattata da Zaia a un Veneto che resta sì giallo, ma in un paese che si è presto ricolorato di arancione per motivi, dice il governatore, abbastanza evidenti. Una lettura empirica ce l'abbiamo in diretta, se volete, che è quella che vediamo che chi ha aperto le scuole prima di noi le sta chiudendo. E vediamo comunque che chi le tiene aperte in parte le ha già chiuse. Il tema quindi resta quello di tenere i più giovani, spesso asintomatici ma con alta carica virale, in spazi confinati, questione che la Regione riproporrà a governo e CTS già nelle prossime ore con un approccio dichiaratamente prudenziale. È meglio soffrire adesso che trascinare un'agonia. Se c'è da chiudere le scuole, noi lo valutiamo e le chiudiamo se serve chiudere le scuole. Non è un atto non è prova muscolare, è un dato di fatto. Così come è un dato di fatto quanto successo esattamente un anno fa. Siamo preoccupati perché comunque abbiamo davanti ancora un mese prima di uscire dall'inverno, più o meno. E abbiamo visto l'anno scorso che comunque l'infezione che iniziò a febbraio non si spense prima di fine aprile. Preoccupazione che cresce guardando le scene di ressa del weekend con 17.000 passeggeri che hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, concetto questo ripetuto dal direttore Flor che ha annunciato un cambio di passo nella campagna vaccinale. Da oggi, da domani, a seconda degli arrivi, somministreremo tutti i vaccini che arrivano perché ci siamo fatti la famosa scorta dei 21 giorni, che sono il richiamo, no? Disponibilità che portano a un'accelerazione della roadmap. Da qui a fine marzo dovremmo somministrare qualcosa come 350, forse 370 mila dosi. L'obiettivo quindi resta correre più delle varianti, compresa quella sudafricana registrata nel vicino Alto Adige con i primi 2 decessi.